museo e tutte queste nuove tematiche riguarderanno la panificazione, per esempio, che non era presente nella vecchia esposizione. Ci saranno naturalmente sempre tanti costumi, tanti gioielli, tanti tessili, però presentiamo anche, anche se brevemente, il lavoro tradizionale, per esempio la pastorizia e l'agricoltura, e poi totalmente nuova sarà una serie di esposizioni legate alla cosiddetta cultura immateriale, quindi la poesia, la musica, i giochi, quindi tutti i temi che tradizionalmente non erano presenti. Il nostro obiettivo, essendo il nostro un museo regionale, è di dare una rappresentazione complessiva del patrimonio, della ricchezza, delle pratiche, delle espressioni della cultura popolare di tutta l'isola. E poi ci sono i musei locali che hanno altre funzioni, no? Ci sono i musei locali dedicati a uno specifico tema, può essere il lavoro contadino,